Dopo 45 anni ritornare in queste aule mi fa ritornare indietro la memoria dei nostri insegnanti che ci insegnavano poi a crescere attraverso chiaramente lo studio, ma era anche particolarmente dedicato alla vita esterna, ci accompagnavano a fare le passeggiate, ci mostravano quello che erano i fiori, come si poteva coltivare. Mi ricordo proprio i fagioli, li mettevamo nel bicchiere con l'acqua e il cotone, vedevamo crescere le piante, eccetera. Adesso arrivare dopo tanti anni a vedere che questa parte di scuola non muore, ma riprende vita sotto un'altra forma, sicuramente mi dà una grande soddisfazione. Ci troviamo nell'aula delle ex scuole elementari del comune di San Tommaso Agordino. Questa struttura raccoglie in particolare le varie sementi che abbiamo raccolto nelle ricerche del nostro territorio agordino, nel quale fanno parte 16 comuni. La gran parte di questi abbiamo delle figure dei vecchi coltivatori che nel corso dei secoli addirittura hanno sempre tenuto a disposizione queste sementi che poi davano il prodotto che alimentava a suo tempo le persone nei nostri territori. Attraverso questa struttura riusciamo a fare dei corsi, a formare nuove persone, nuove figure. Abbiamo visto anche parecchi giovani, ai quali diamo poi delle sementi in gestione, i quali le porteranno sui loro campi, verranno riprodotto e rifatta la semente e una parte ritornerà qui. Praticamente viene gestita come una libreria. Vieni, prendi in prestito, riporti, altrimenti nel giro di un anno, 2 anni verrebbe a mancare il prodotto. Il PSR è stato fondamentale, la gestione attraverso il nostro GAL Alto Bellunese ci ha permesso di realizzare il centro orti rupestri. Abbiamo qui le 3 stanze dedicate, una alla stanza divulgativa, poi c'è la stanza dove raccogliamo le sementi, dove verranno vagliate, dove verranno analizzate, e c'è un'ulteriore stanza dedicata alle guide di mezza montagna, perché vogliamo anche legare questa struttura al turismo rurale. Il turista viene qui perché sa che può trovare un territorio in ordine, viene qui perché sa che può trovare dei prodotti naturali dove può consumarli all'interno dei ristoranti o degli alberghi dove soggiorna. L'idea è di riuscire a entrare su mercati locali, la produzione appunto di semilavorati sempre dell'agricoltura, e questa è l'idea nostra, di andare proprio a chiudere un cerchio dell'attività che stiamo portando avanti in questi anni. È fondamentale creare sinergie con chi sale la montagna, con chi viene in montagna, con le scuole, con le università. Lavorando assieme riusciamo poi a creare un mondo nuovo, una vita nuova, e lasciare anche un territorio a chi verrà un domani maggiormente curato, maggiormente pulito, più ordinato, in modo che possiamo avere tutti quanti una vita migliore.